Buongiorno Italia, allora sono di ripartenza dalla Bosnia, non sapendolo ero nel confine praticamente con la Croazia, sì te l'avevo già detto ieri sera mi pare, a meno che non mi sono sognato di fare i video, e quindi ho fatto il pienazzo, sì 35 euro praticamente che mi mancavano, perché qui il gasolio costa 1,10 euro, dopodiché in Croazia adesso non mi ricordo ma mi pare che era 1,4 euro, quindi bene così, direzione Laghi di Plitvice e sosta dove trovo per strada che ho voglia, che mi piace. Altro che prima mattina, cioè persino è notte questa. Mi sono alzato alle 7:30, o meglio mi hanno alzato i rumori alle macchine distributori alle 7:30, adesso sono le 8:03 e sono già on the road. Siccome non c'era traffico, cioè non passano proprio macchine, il motore lo sto scaldando per strada. Fortunello lo Iurello, sta persino venendo fuori il sole, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bosnia molto simile Slovenia, parte di Triglav, molto bello, molto, molto selvaggio, molto autunno, molto orso. Cioè guarda, sono sotto le nuvole, guarda come stanno passando veloci, che figata. Oggi doveva piovere e invece mi sto facendo le stradine, quelle un po' più, diciamo, con curve, col sole e la strada asciutta, c'è proprio una fortuna e un culo, un culto che non hai neanche idea. Oh Italia, oh ciuccio, guarda qua a sinistra, è il nonno tipico che aspetta i cantieri, vedi? Aspetta e spera che sì, i cantieri, vedi tu, dica ciao. Ciao nonno! Era vestito anche da Popeye, tu visto che robe? Un'altra cosa che ho imparato è che qua in giro nell'est rifornimento inteso come diesel o gas si dice plin, quindi prova a immaginare un straniero che arriva da noi e si guarda la pubblicità e la rocchetta, è l'acqua che ti fa fare tanto rifornimento, no? E sti qua poretti, cioè restano anche un po' persi, un po' scombussolati, capisci? La minchia Italia, sono già arrivato col confine con la Croazia, adesso vabbè mi fermo un attimo. Vabbè, adesso prendo i documenti del camper perché te li chiedo qua, soprattutto se devo... Guarda, ci scommetto il pipino che sono i più rompicoglioni del mondo i croati. E buongiorno Italia, sei nel sud della Croazia. Guarda che bella chiesetta outdoor che ho trovato per strada, attento, guarda. Occhio. Che simpatica, vera, vedi? All'aperto così. E che è pieno di paltano. Là c'era il canaletto, volevo farmi un giro, ma... Meglio di no, guarda come è preso il tutto, deve aver piovuto molto qua. Allora no, ti avevo detto, guarda, immagino che in dogana in Croazia rompano il cazzo a 1000. Allora beh, io sono sempre stato gentile ovviamente, sai, perché cerchi sempre di tirarli un po' dalla tua parte, creare quel filo di empatia, no? E portarli ai tuoi livelli, no? Della serie tutto facile, tutto allegro, tutto bello. E sì, mi hanno controllato praticamente quasi tutto, della serie hanno iniziato a aprire scatoline eccetera eccetera. Dopo io, come al mio solito, no, gli ho dimostrato una sincera disponibilità a fargli vedere tutto, gli dicevo no guarda che c'è anche qua, e finché dopo insomma uno deve aver detto all'altro nella sua lingua ascolta guarda che qua andiamo avanti un mese, lascialo andare, vaffanculo. E allora quando iniziavano, no, a andare via, no, gli ho detto no guarda che c'è anche il baule dietro e io ho fatto aprire anche quello e l'ho aperto, sì va bene dai ciao. La strada da fare è prevalentemente collinare, pianeggiante, quindi ovviamente Singano non va tramite l'autostrada, quindi non gli paga manco paugazza vignetta e via, che così scopriamo tutti i paesini, tutte ste robette, tipo la chiesetta all'aperto, no? Aspetta che mi pincia sotto e via. Ragazzi, vieni con me, guarda. Il Gesero, che sarebbe il lago. Stupendissimo da fare una fotissima, guarda che bei panorami, lo vedi? Zoomiamo un po', fermo là, perché dopo te anche una certa età, te si anche orbo, vedi? Quindi che pensa a Singano, ti zooma, guarda che robe, guarda che spettacolation, bello, eh? Quel lago lì è il Prolosco Blato. Vabbè dai, come fai a non fermarti un attimo? Guarda, c'hai anche le panchettine, io adesso mi ripincio un altro caffè al bar e guarda che bar, buongiorno Italia, cazzo culo, guarda che roba, guarda anche qua sotto ce n'è un altro, guarda, miseria, stupendissimo, bello, Croazia del Sud ragazzo.
Sì, aspetta, questo è quello che dice Google Maps, perché poi loro dicono Galipovac Lake, lago Galipovac, ma nomi un fiapi potabili, no? Ah, e lago si dice come in Slovenia, ossia Jezero, o Jezero, insomma si scrive J-E-Z-E-R-O. Stupendo, ancora nature, Croazia però stavolta. Le ripidità qua sono del 7%, però beh, adesso sto andando benissimo perché fra un po' inizia la discesa, però le curve sono molto semplici, quindi se c'è strada asciutta te le fai anche in quarta, altrimenti in terza, insomma, ecco. Però so che sono ripetitivo, ma curati, cioè essere qua, guarda, in mezzo al niente, no? Cioè, ha tanto fascino, veramente, tanto fascino. Niente lampioni, case, negozi, niente, bello. Questo nuvolo poi un po' strano, è simpaticissima la storia. Adesso io spero solo che non mi faccia fare la loro autostrada, perché io a Google Maps ho detto no toll, ossia escludi i pedaggi. Qua c'è una strada che si chiama 60 e basta. Che peccato, sta ripiovigginando. Allora, qui ci sono i cartelli, attenzione attraversamento Cinghialo, che figata! E questo è un antico cimitero che ho trovato per strada, così ho detto, mi fermo a fare 2 foto. Qui siamo a dei boschi, né su Google Maps né su Wikipedia, attivando la geolocalizzazione, no? Che ti fa vedere i posti di interesse, gli articoli, delle cose in base a dove sei, c'è scritto nulla. Però io vedo che ci sono queste specie di fossati, vuoi vedere che erano quei pozzi dove buttavano dentro la gente? Vediamo. No, c'è acqua. Sono dei laghetti con l'acqua, le bottiglie, il coso, come si dice, il polistirolo. No, nothing di nothing, direi. Ci sono dei rumori di uccellini che segnalano la mia presenza. Io spererei solo non ci siano i cinghialo qua. Cioè, perché sai, dico sempre, mi so comportare, li ho avuti, dopo sai in realtà se te li trovi. Oh, guarda che fighe, le vedi, le paleoliche nascoste nella nebbia? Sì, le vedi. Che storie. Va bene, dai, proseguiamo. Ah, guarda, continuano le tombe, vedi? Ce ne sono ancora. Non puoi neanche lontanamente immaginare il mio livello di goduria su queste strade. Cioè proprio... Ah, bello. Oh, ma quanti pizzi si è attaccato il camionista? Ma che roba! Cazzo, anche la stazione meteo. Oh Italia, allora ho fatto 2 ragionamenti. Oggi è domenica e a Plitvice, che è a 150 km circa da qui, piove al 100%, domani piove al 90% con neve e dopodomani invece non c'è sole, diciamo, no? Io ho fatto un ragionamento. Allora, in Croazia, più che altro nelle parti turistiche, diciamo, dicono che c'è la polizia che viene a bussarti, a rompere, ci sono 1000 euro di multa se fai libera, eccetera eccetera. Vabbè, questo problema non c'è se tu vai nei paesini spersi, vai a imbucarti come di solito fa Singano, ma Singano deve andare a vedere sti laghi di Plitvice. E ho visto c'è il camping, il campeggio Corana, ok? E come prezzi sono 9 euro a persona e 6,50 per il camper con l'allacciamento alla corrente incluso, sì che a me ovviamente non serve. Adesso sta caricando 0.0 perché le batterie proprio sono strapiene e direi di far così. Io adesso mezzogiorno mi faccio il pranzo e vado dopo pranzo subito al camping Corana, sto lì tutta domani, sto lì e poi mi visito i laghi di Plitvice, vado in bicicletta e poi via, ripartenza, destinazione base, destinazione Alessia, insomma. Ah, vuoi vedere che ristorante ho scelto? Ecco qua, ti piace come ristorante? Nuvolosetto, ma sei un bel ristorante? Guarda, anche rose in giardino, guarda, rose in giardino, attento, guarda. Singano, che bel giardino che te ga. Sì, un bel giardino, ben curato, con l'erba tagliata,